Benvenuti e bentornati. Oggi è sabato 11 aprile 2026. Il sole sorge alle 6:26 e tramonta alle 19:34. La luna si leva alle 3:25 e cala alle 13:38. Oggi è Santa Gemma Galgani. Inizialmente era un cognome molto diffuso, adottato dai cristiani con il significato di innesto o gemma di una pianta. Con il tempo il nome si è evoluto per indicare la bellezza e la preziosità tipica delle pietre preziose. Oggi è la giornata mondiale del Parkinson, istituita in onore del dottor James Parkinson. È un momento fondamentale per la sensibilizzazione e la condivisione di conoscenze su questa patologia, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita di chi ne soffre e sostenere le famiglie ed i malati nel loro percorso quotidiano. Barbara Alberti festeggia oggi 83 anni. Scrittrice, sceneggiatrice e opinionista tra le più acute e colte del nostro panorama, Barbara continua ad incantare con la sua penna ribelle e la sua dialettica brillante, capace di spaziare dalla biografia letteraria alla critica sociale con ineguagliabile eleganza. Oggi Joss Stone compie 39 anni. Voce soul inconfondibile e anima libera, la cantante britannica ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo. Con i suoi 2 Brit Award e un Grammy, Joss resta un punto di riferimento internazionale per chi ama la musica suonata col cuore e cantata a piedi nudi. Max Mariola spegne oggi 57 candeline, lo chef e food blogger che ha conquistato il web con il suo tormentone The Sound of Love. Egli continua a promuovere la cucina italiana con entusiasmo e dopo anni di successi televisivi il suo ristorante a Milano è diventato una tappa fissa per chi cerca la genuinità dei sapori autentici. L'11 aprile 1987 ci lasciava Primo Levi. Sopravvissuto all'orrore di Auschwitz, Levi è stato uno dei testimoni più lucidi e potenti del Novecento. Attraverso le sue opere, in primis Se questo è un uomo, ha trasformato la sua tragedia personale in un monito universale, affinché la memoria rimanga l'unico antidoto contro l'indifferenza. Per far profumare l'armadio ed eliminare quel fastidioso odore di chiuso non servono profumatori costosi, usa piuttosto il trucco del riso e olio essenziale. Prendi un piccolo sacchetto di tela o un vecchio calzino spagliato pulito, riempilo poi con un po' di riso crudo e versa sopra una decina di gocce del tuo olio essenziale preferito, come lavanda o agrumi. Il riso assorbirà l'umidità evitando la formazione di muffe e rilascerà il profumo in modo lento e costante per settimane. Buon weekend ai 12, oggi la luna arriva in un sorprendente acquario, abbracciato Plutone, inizia un weekend pieno di fantasia, passione e grande novità. Ariete, per voi saranno gli amici, la creatività e le sorprese che chi vi vuole bene vi riserverà, che accenderanno in voi fuoco, passione, entusiasmo, anche un po' di sport tutti insieme. E beh, Marte nei vostri gradi zodiacali, per questo siete tornati redivivi. Toro, una luna un po' urticante questo weekend che vi sospinge sempre di più ancora una volta a tentare di fare qualcosa. L'amore con Venere che ruota allegramente nei vostri gradi, che soprattutto parla con un Giove di soddisfazione, è sempre là, pronto a sostenervi. Ottimi i rapporti familiari. Gemelli, per voi si avvicina sempre più Urano che porta novità, Urano che porta un po' scompiglio, Urano che vi suggerisce alcune mosse da fare. Pensateci bene questo weekend a qualcosa da organizzare e soprattutto da pianificare per la prossima settimana. Cancro, per voi è un cielo bellissimo, proprio perché Giove con Venere vi porta quello a cui più tenete, l'amore. Saturno e il Sole però vi fanno sentire un po' stanchi, sia per il grande dispendio di energie che la configurazione astrale prevede, sia perché il lavoro incombe comunque anche sui vostri progetti sentimentali. Leone, per voi la luna oggi è d'opposizione, ma è una luna che vi spinge a dare il meglio di voi stessi, anche se siete stanchi, ma avete una visione delle cose molto lucida e padrona. È come un periodo in cui siete coscienti di dover fare gli ultimi sacrifici prima di decollare. Vergine, per voi è una giornata veramente molto piacevole, proprio perché le stelle portano bene. Venere in Toro vi sostiene, vi fa sentire più sicuri in amore. Rimane solo Mercurio che ancora è ladro di cose non dette, ma anche lui prima o poi
cederà il passo a qualche soddisfazione. Bilancia, ottima per voi questa luna creativa che vi porta a trovare genialmente una soluzione a tutte le vostre problematiche che vi hanno fatto stare in stallo e impazzire in questa prima parte dell'anno. Per voi sarà primavera quando tutti i pianeti in Ariete riusciranno a darvi la direzione giusta tagliando molti rami. È un po' una primavera-autunno per voi. Scorpione, per voi oggi è una giornata all'insegna della creatività, una luna congiunta al vostro pianeta Plutone, seppure in quadratura, vi stimola a non nascondervi, a essere più chiari, manifesti, palesi e anche al centro della situazione. Venere all'opposto dello zodiaco vi chiede comunque di esercitare il vostro fascino sulla persona che vi piace. Sagittario, per voi il cielo è un cielo veramente molto gradevole, Luna e Plutone vi fanno finalmente trovare le parole che avevate perso in amore e adesso potete comunicare in una maniera più passionale, creativa e amorevole. Capricorno, una bella Venere di Trigono per voi, è una luna che vi sospinge a essere molto concreti negli affari, nei rapporti e nella visione ulteriore del futuro. Una luna che tra l'altro vi fa avere una genialata, proprio un fulmine di Urano che vi aiuterà a comprendere una situazione poco chiara di cui finalmente avrete contezza. Acquario, protagonisti della giornata con una bella luna che entra nei vostri gradi, abbraccia Plutone e si connette proprio col vostro astro più importante, Urano che riuscirà a gestire tante situazioni importanti e che vi porterà comunque a trionfare. Sapete perfettamente che la settimana prossima sarà per voi una settimana molto importante di misurazione e di trionfo. Pesci, per voi è una giornata molto piacevole, proprio perché state assaporando i sogni della luna creativi e magici, vi rimane Mercurio per comunicare o anche scrivere qualcosa di molto bello e soprattutto con i pianeti in Ariete fremete dalla voglia di mettere in atto un progetto importante a cui tenete tanto. L'11 aprile 1976 segna l'inizio di una rivoluzione tecnologica. Steve Jobs e Steve Wozniak mettono in vendita l'Apple. Era poco più di una scheda madre venduta per $666,66, ma quel prototipo presentato al Palo Alto conteneva già il seme della Apple che oggi tutti conosciamo. Per usarlo bastava una tastiera e una vecchia TV. Non avere peli sulla lingua. Lo diciamo di chi parla con estrema franchezza e onestà senza filtri. L'immagine è molto efficace. Se avessimo dei peli sulla lingua, la nostra parlata sarebbe impacciata e frenata. Non averne significa invece essere pronti a dire la verità, anche quando è scomoda, con la massima schiettezza. Orlando. Il leggendario eroe dei poemi cavallereschi, accecato da un amore smisurato per la bellissima Angelica. Quando scopre che lei ha preferito il giovane Medoro, la sua mente vacilla. Il dolore si trasforma in furia cieca, tanto da fargli perdere il senno, che dovrà poi esserne recuperato addirittura sulla Luna. Una follia d'amore che rende ancora oggi il cuore il simbolo che prevale sulla ragione. E ci salutiamo con la nostra amatissima frase del giorno. Chi desidera vedere l'arcobaleno deve imparare ad amare anche la pioggia. E con questa riflessione di Coello vi auguro di affrontare con il sorriso anche le piccole tempeste della giornata. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi aspetto domani sempre qui con l'Almanacco. Una buona giornata e buon sabato dalla vostra Jaire.